La mia relazione, quello che vi voglio dire, è incentrata su una pratica con i genitori, condotta all'interno di un ambulatorio, diciamo, chiamiamolo così, di un'istituzione, però è l'ABA di Venezia, che appartiene ad un complesso di centri più esteso che è nazionale, che è partita dalla scrittura del libro Tutto il pane del mondo di Fabiola de Klerk. Volevo fare un breve excursus su la cura dell'anoressia e bulimia e disturbi alimentari attraverso con i genitori, la considerazione che hanno i genitori in questo contesto, però lo abbreverò per soffermarmi eventualmente su altri punti. Dirò semplicemente che nel 1873 l'anoressia è stata definita come malattia a sé stante nello stesso anno da Charles Lazegue in Francia e da William Gall in Inghilterra, e da questo si dipartono due definizioni dell'anoressia: anoressia isterica e anoressia nervosa. Non mi soffermo su questo, potrete trovare questa pubblicazione di questi due articoli in un piccolo testo che si chiama La scoperta dell'anoressia e che è stato editato da Bruno Mondadori. Per quanto riguarda poi le massime autorità che hanno parlato di anoressia e disturbi alimentari a cavallo del secolo scorso, mi limito a nominare Hildebrouck negli Stati Uniti e Selvini Palazzoli in Italia. Hildebrouck ha utilizzato, nel suo setting, i genitori, il rapporto con i genitori. Salvini Palazzoli, come voi tutti sapete, ha fatto del suo intervento clinico il sistema famiglia, che ha lavorato proprio unitamente nello stesso setting di genitori e figli. Dopodiché, appunto, mi situo rispetto a quello che è stato l'esperienza ABA in 25 anni, in cui all'inizio erano stati istituiti dei gruppi o dei colloqui individuali con i pazienti. Poi si è sentita la necessità, proprio per l'angoscia che portavano nel setting delle figlie e anche con le rischiosità in cui intervenivano nella terapia delle figlie, e anche per dare a loro un aiuto, si sono introdotti uno spazio per i genitori che però consisteva non in gruppi di autoaiuto, ma in un setting ad orientamento, diciamo, psicoanalitico per i genitori. Per cui gli stessi dispositivi che erano a disposizione dei pazienti sono stati messi, quindi colloqui individuali, colloqui preliminari, terapia di gruppo per i genitori. Insisto, non di autoaiuto, ma terapeutico, nel senso che però terapeutico nel senso che c'era un conduttore interno e esterno al gruppo dei pari. Ora, la particolarità, a differenza di altri sistemi così conosciuti, o almeno che io possa conoscere, la particolarità dell'ABA è che i genitori vengono inseriti nello stesso setting, negli stessi dispositivi dei pazienti, però con un altro terapeuta. Quindi sono nello stesso luogo, però con un terapeuta diverso e con un loro percorso distinto. Ovviamente diciamo che poi si presentificano, sebbene in assenza, i figli e i genitori si presentificano nella riunione di equipe, in cui i dati portati dai genitori e il percorso dei genitori poi viene valutato dall'equipe, e i dati portati dai genitori diventano molto importanti e imprescindibili per la cura. Adesso, per non parlare troppo, mi dedicherò più al testo che ho scritto, anche con alcuni tagli, perché data l'ora e la situazione non porterò tutto. Porto un enunciato di Fabiola de Klerk proprio relativamente a questa introduzione del lavoro con i genitori. Non trattiamo la famiglia come un corpo unico, ma restituiamo ad ogni componente la singolarità della sua parola. Quindi non trattare la famiglia come un corpo unico e restituire a ciascun componente, padre, madre, figlia, la parola come soggetti singoli,
è il punto di mira del terapeuta, è quello che ha in mente del terapeuta, perché ciascun componente della famiglia dovrà arrivare a situarsi nella cura come soggetto. È chiaro che arrivarci, non arrivarci, come arrivarci, eccetera, dipende, no, da famiglia a famiglia, no, da situazione a situazione. Però come primum movens dell'istituire dispositivi clinici per i genitori c'è stata la necessità, come è stato detto, di disangosciare i genitori per far sì che le figlie inizino ad angosciarsi e riescono a portare una loro domanda di cura. Cosa significa questo? Disangosciare i genitori per angosciare i figli? Perché, come abbiamo sentito, i genitori sono angosciatissimi, ma le figlie sono lì in una onnipotenza soddisfatta, per cui avendo trovato, come è stato detto, un'autocura, un modo di curarsi da loro sofferenza, perché parliamo di sofferenza, e da ciò che è stato detto dalle colleghe precedenti, soprattutto dalla dottoressa Baldassarre, essendo questo una possibilità, l'anoressia, un modo, e anche la bulimia, tutti il disturbo alimentare, un modo di calmare, colmare in qualche modo la scissione, no? e l'angoscia, a un certo loro non domandano, non c'è una domanda di cura da parte di loro, per cui specialmente per i soggetti adolescenti o post-adolescenti sono i genitori che sono angosciatissimi, però finché dunque, quindi c'è questo movimento che deve essere maneggiato con cura, in cui a un certo punto si bilancia l'angoscia dei genitori per angosciare un pochino i pazienti. L'anoressia, come è stato detto, rifiuta, la bulimia rigetta il convivio, vale a dire la condivisione non solo del cibo, ma anche della parola. Il rifiuto è più radicalmente il rifiuto dell'altro della cultura. Qui mi riferirei a quanto ha detto Ine Testoni, che c'è questo no radicale, no? Che non è tanto, è un rifiuto del genitore, è un rifiuto della cura medica, è un rifiuto degli altri che ci sono davanti a lei, ma sostanzialmente è un rifiuto della cultura. Questa mattina si era parlato di Mendolicchio, diceva la regola della divisione dei pasti, eccetera, è stata ammessa da San Benedetto, no? Questa regola. Ecco, comunque mi trovo a dire ai pazienti non sono stata io a inventare la distribuzione di pasti, ma è la cultura. Quindi il rifiuto è molto radicale, è radicato, quindi c'è un disamore, come dire, c'è un rifiuto dell'altro della cultura, che ha stabilito che ci sono i pasti, che il corpo ha determinate regole che vengono assolutamente misconosciute. È un no a prescindere. Faccio un breve esempio e poi chiudo e riprendo il testo. È un no a prescindere, cioè non è un no condizionato a questo o a quello, è un no a prescindere. Una paziente in uno stadio molto avanzato della cura ha riportato l'altro giorno che di fronte a un no di una persona lei ha ricominciato a prendere i diuretici, i lassativi, eccetera, a farsi del male. Ho capito che era un no a prescindere. Questa persona non poteva venire per molti motivi, ma era un no a prescindere. E cosa ho pensato? E credo che abbia dato un'indicazione clinica molto importante. Ha detto: sono come il no, reagisco al no come reagiscono gli uomini che sono abbandonati dalle mogli. È un no a prescindere, mentre io, e qui la metterei più nella categoria delle donne, mi faccio del male a me, gli uomini uccidono le donne. E io trovo che è un paradigma assoluto e mi sono congratulata con questa paziente per essere arrivata a questa sintesi, no? Rispetto a questo no a prescindere. È una donna che ha avuto una gravissima anoressia adolescenziale, che poi appunto ha manifestato un disturbo di una buffata notturna con larghissimo uso di diuretici, che è andata all'ospedale in pronto soccorso. Quando il medico le ha detto di recente: guardi che lei se va a casa muore, la prima risposta sua è stata no. Però insomma il percorso le ha adesso permesso di riconoscere questo no a prescindere e a un certo punto farne i conti, e io credo che sia a un buon punto. Quindi se questo doppio movimento di disangosciare i genitori e angosciare i pazienti
non viene maneggiato con cura, come diceva la collega, si rischia l'interruzione, si rischia che quello che otteniamo invece di un'apertura sia un incalzare di domande, no? Sul sintomo, sulla contingenza, e quindi a un certo punto non si apre una domanda da parte del figlio. La domanda dei genitori, prima di diventare una domanda soggettivata, vale a dire che li implica come soggetti, è una domanda preliminare, ambivalente, figliacentrica e narcisistica. È preliminare perché non è sulla figlia, ma sul sintomo della figlia che si vuole estirpare. È ambivalente perché proprio nel momento di grande sofferenza e di grande pericolo di divisione, di separazione, no? In cui non capiscono il figlio, c'è il momento in cui a un certo punto c'è più ancora, invece di separarsi, di vedere il figlio a distanza, c'è un movimento che fa inglobare il figlio. È figliacentrica perché il genitore non porta il sintomo, è il figlio che porta il sintomo, e allora ci troviamo di fronte alla situazione che chi ha il sintomo non fa domanda e chi non ha il sintomo fa domanda. La vergogna per la caduta dell'oggetto ideale della figlia è proprio uno dei dolori, rancori con cui si presentano talvolta i genitori e anche dei motivi di resistenza. Quindi la caduta dell'oggetto ideale, ringrazio la dottoressa da Baldassare perché aver posto qui dei caposaldi che mi permettono di non insistere, no, nell'approfondimento. La vergogna e la colpa è per il fallimento del posto dell'altro della garanzia che il genitore pensa di dover incarnare. Cioè cosa succede? Succede che il genitore pensa di dover rispondere a tutte le domande dei figli. Cioè ci sono delle madri che si spaventano quando lo dico, non so, dica che non sa. Ma come? Allora lui pensa, no, che io non so. Eh sì, pensa che non so. È proprio nel suo non sapere che lui può trovare la sua particolarità. Un figlio, una figlia che si trova di fronte a una madre e un padre tutto sapere non può trovare uno spazio dove trovare la sua soggettività. Quindi i genitori si ritrovano spesso erroneamente a pensare che devono, oltre che alle cure e al loro amore, devono anche rispondere a quelli che sono le domande inconsce del ragazzo o della ragazza che riguardano il suo essere: sono vivo, sono morto, sono uomo o sono donna, e quindi sostituirsi completamente. Ripeto, la domanda è narcisistica perché il sentimento di narcisistico, cioè di onnipotenza narcisistica, specchio dell'onnipotenza soddisfatta della figlia, costituisce uno scoglio importante all'avvio della cura. Come è stato riportato, appunto, ci sono delle interruzioni proprio perché si rischia di rompere questa immagine narcisistica. Il terapeuta stesso rischia di essere situato nella serie di onnipotente e potente, supposto sapere tutto, non sapere niente, che attraversa tutte le relazioni familiari. Nell'istituzione il terapeuta non sarà solo il paziente e figlio, entrerà in una rete di cui all'occasione faranno parte i genitori, ma all'occasione ne faranno parte il medico, possibilmente il medico di base, se c'è una buona relazione, il nutrizionista, lo psichiatra, lo specialista, l'ospedale, la comunità, ma anche all'occasione l'insegnante, la scuola, il datore di lavoro. All'occasione non è un'occasione creata a caso, no, l'occasione significa che la rete non è stata istituita all'inizio della cura per tutti indiscriminatamente, però questi annodamenti, far entrare questi supporti che sono indispensabili per il primo vivere del paziente, no? E per i danni che possono verificarsi dalla sua patologia, non è fatta all'inizio, perché poi all'ABA si presentano soggetti che sono a diversi stadi, no? della malattia o della sofferenza con riferimento fisico grave, per cui a un certo punto possa essere inserito che arriva un paziente e si viene subito mandato all'ospedale dal dottor Pozzan, per esempio, no? Visto che siamo vicini. E quindi però vengono mandati dallo specialista vengono mandati dallo specialista, diciamo, a seconda dell'interpretazione che fa l'equipe. Ora taglio e dico,
Considerando l'anoressia come un precipitato del rapporto tra generazioni in cui vissuti drammatici, lutti, segreti di famiglia, i non detti sono stati rimossi, negati, scissi, il lavoro con i genitori diventa imprescindibile per comprendere come è avvenuta o non avvenuta la trasmissione di questi vissuti all'interno della famiglia transgenerazionale, perché quello che voglio ribadire qui è che a un certo punto vengono questi lutti, questi traumi di cui aveva parlato la dottoressa Todisco e anche la dottoressa Baldassarre, vanno reperiti all'interno delle 3 rigenerazioni, perché i genitori sono al centro del nodo sintomatico tra le generazioni. Ci sono dati delle realtà, talvolta eventi gravissimi come molestie e violenza subita o assistita, dipendenze, nati in sostituzione di fratelli morti e così via. La mia osservazione, confortata da altri autori studiosi del disturbo post-traumatico da stress, PTSD, a cui si riferiva la dottoressa Todisco, mi ha portato ad approfondire la sindrome del sopravvissuto alla Shoah e altri crimini di lesa umanità e le generazioni successive. Interrogare i sopravvissuti della dittatura argentina e Srebrenica e ancora le donne maltrattate e vittime di abuso che incontriamo all'ABA, nella mia osservazione sono partita delle pazienti anoressiche e mutagiche con un particolare attaccamento al sintomo e allo schema narcisistico e che presentano stati depressivi gravi, passaggi all'atto suicidario, per constatare che erano sintomi comuni ai soggetti traumatizzati. Il trauma è un buco nero, una parte del sé congelata, in quanto produce il distacco dall'io dalla sua parte affettiva. Alesiti mia, sono indicibili, perché non ci sono le parole per dirle, sono inauditi, non ci sono orecchie che le possono ascoltare, inassimilabili. Dal buco nero si origina l'automatismo della coazione a ripetere, che è da ultimo un meccanismo ingovernabile e che il soggetto deve subire e di cui è vittima. Scrive Clara Mucci, al cui testo Trauma e perdono rinvio. È come se quando l'evento catastrofico o estremo accade, la consapevolezza fosse tutta assorbita dal reale, come massa non simbolizzabile e nucleo non rappresentabile, e si staccasse dall'insieme un apparato psichico che influisse sulla reazione traumatica. La massa non simbolizzabile e il nucleo non rappresentabile è ciò che Freud scopre nell'aldilà del principio di piacere come il godimento maligno della pulsione di morte. Quindi ci troviamo di fronte a noi l'oggetto non simbolizzato dai genitori, che viene da ultimo a fare da legame tra generazioni. Ecco perché la cura con i genitori è per noi imprescindibile, in quanto eredi essi stessi di un buco nero ereditato dalla famiglia di origine, trasmesso ai figli, di cui occorre strapparne i lembi per ridurne il più possibile la portata. I buchi neri sono da rintracciare in tutti i rami transgenerazionali per fare luce, riattraversarli, affinché la figlia possa portare a compito, a termine, il suo compito di rifondatrice della famiglia e poter accedere a una relazione col mondo rigenerata. Vale a dire che la figlia arriva all'ABA, arriva alla cura perché sono arrivati al pettine, diciamo, i nodi transgenerazionali, le questioni non elaborate, i traumi non elaborati della famiglia, ed è venuta con un atto etico, se volete, a sua insaputa, per rompere quel legame, no? Per rompere questa omertà familiare che crea l'omeostasi familiare. Beh, io termino allora sulla logica. No, io non è che voglio terminare con una citazione di Otto Kemper, che ovviamente era legata anche a tutta l'altra parte del testo, ma termino dicendo che la situazione attuale di violenza e odio generalizzato sembra aver creato una zona opaca, ossia l'estensione del nucleo di reale in quanto massa non simbolizzabile e non rappresentabile, soprattutto nelle giovani generazioni e non solo, e si sta estendendo a macchia d'olio creando un immenso buco nero nel mondo
Mi riferisco a questa cecità, a questa valanga d'odio a cui assistiamo, a questi fenomeni di segregazionismo, e mi riferisco anche ieri che insomma c'è stata anche la separazione della Gran Bretagna, e quindi mi sento di riportare una dichiarazione di Otto Kemper. È nostra responsabilità come psicoanalisti, e aggiungo anche come psicologi, psicoterapeuti, educatori e come soggetti, contribuire in ogni modo possibile alla comprensione dei terribili sviluppi del nostro tempo. E io credo che lo studio, la cura dell'anoressia e di questi eventi traumatici, specchio del mondo che abbiamo in questo momento, ci dia la possibilità di intendere meglio i tempi che stiamo vivendo.